Onorevole Corrado Callegari. Sicuramente il grande sconfitto di queste tornate elettorali è indubbiamente il partito del Movimento dei 5 Stelle, dovuto a tutta una serie di motivazioni che sono già state dette, cioè dalla classe dirigente non preparata, ma anche da tutta una serie di obiettivi proclamati prima di prendere il consenso del 30% e dopo totalmente disattesi in tutte le varie occasioni. Un po' fuori dal coro forse stasera io magari ritengo che anche Salvini sia venuto fuori sconfitto da questa tornata elettorale, perché al di là ovviamente del peso che ha avuto la Lega sia in Emilia che in Calabria, indubbiamente la scommessa che lui ha fatto sull'Emilia Romagna gli è andata a buca, anche in maniera considerevole. Tra le altre cose mi pare anche comunque che il risultato in percentuale preso dalla Lega sia in Emilia che in Calabria sia inferiore a quella presa nella tornata delle elezioni europee. Indubbiamente invece in controtendenza è stata nella compagine del centrodestra il partito della Meloni, che ha preso bene sia in Emilia Romagna che in Calabria. Adesso quello che a me piacerebbe comunque in maniera provocatoria dire alla Lega è, visto che hanno preso il governo della Calabria, sarebbe ora di dare un taglio ai famosi 15.000 forestali calabresi che per tanti anni sono stati uno dei cavalli di battaglia e di scontro da parte della Lega nei confronti del Meridione, e io auspico che adesso che hanno le redini in mano della Regione provvedano a muoversi in tal senso, anche per poter dopo equilibrare tutto quello che sta venendo fuori adesso sui tagli ai comuni, che sono stati invertiti per fortuna in controtendenza, ma anche sul discorso della perequazione del federalismo che è intenzionato Boccia a fare. Indubbiamente se ci sono dei pesi così consistenti sia in Calabria e in Sicilia per quanto riguarda i forestali, ma non solo quello, ovviamente queste sono cose dove bisogna andarci a mettere le mani, quindi è un invito anche all'amico qua della Lega che è giù in Parlamento di farsi carico di questo. Beh, il discorso che facevi è un problema della Lega, perché adesso la Lega ha deciso di essere un partito a tutti gli effetti un partito italiano e quindi dovrà risolversi tutti i suoi problemi. Infatti io sarei curioso di sapere i neoleghisti calabresi, i neoleghisti pugliesi, ma anche gli amici di Fratelli d'Italia qua della Puglia, cosa ne pensano dell'autonomia del Veneto, perché parliamoci chiaro, il problema è solo uno. Le regioni del nord, tra cui anche il Veneto, hanno un residuo fiscale di 100 miliardi di euro. Cosa servono questi 100 miliardi di euro? Servono per sovvenzionare con le forme perequative tutte le regioni del sud, tutti i dissesti della sanità, i dissesti dei comuni, le autostrade, che è una cosa che mi sta qua, che si gira e non si paga, la manutenzione la paghiamo noi. È ovvio, io questi discorsi qua che ha fatto il consigliere regionale di 5 Stelle li ho sentiti per tanti anni, non sono una novità. Quando ho avuto modo, che ero giù a Roma per esempio, per confrontarmi con i pugliesi, io seguivo il settore dell'agricoltura, vi faccio capire questo. Allora la Puglia, ai tempi in cui ero giù io a Roma, 5-6 anni fa, riceveva dall'Europa 800 milioni di euro con il PSR, che è il programma di sviluppo rurale. Il Veneto ne riceveva in quel periodo là 400, la Campania 1,2 miliardi e idem la Sicilia 1,2 miliardi. Bene, tornando alla Puglia, il problema della Puglia, che li abbiamo convocati a Roma, era che non erano in grado di spendere gli 800 milioni che mandava giù l'Europa. Per che motivo? Perché a differenza di soldi che vanno giù a fiume da parte del governo centrale di Roma, quelli dell'Europa devono essere rendicontati con progettazione e con dati certi. Se tu non fai questa rendicontazione i soldi non te li danno. Allora li abbiamo convocati a Roma, quella volta c'era l'assessore della Puglia Di Stefano, che tra le altre cose sarà anche una persona in gamba, che ha dovuto ammettere che non avevano la capacità di
usufruire di questi fondi qua. Nel contempo comunque venivano lo stesso a battere a cassa a Roma per avere soldi in maniera più, diciamo, semplice da utilizzare. Queste cose qua non devono esserci, non devono succedere, ma io ho sentito il consigliere dei 5 Stelle fare gli stessi discorsi che sentivo 6-7 anni fa giù a Roma da parte di parlamentari pugliesi, ma non solo loro. Con questo sistema qua non si va da nessuna parte, non si va da nessuna parte, quindi anche l'autonomia che proporrà Boccia, anche il tentativo che hanno provato a fare quelli della Lega, qui 5 Stelle, non porterà a nessun risultato, perché chi dà 100 miliardi, che siamo noi del nord, d'accordo, li vogliamo tenere qua, dall'altra parte c'è chi li ha sempre utilizzati e non li vuole dare indietro. Questo è un ragionamento molto semplice. Sono i cittadini che non parlano. è vero che Salvini ha rotto il governo sull'autonomia, ma bensì su altri motivi, non sull'autonomia, e non ha battagliato fin da subito su quello che doveva essere la madre di tutte le battaglie della Lega giù a Roma, perché prima ha fatto una cosa, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra ancora, l'autonomia l'ha messa per ultima, anche perché non poteva da partito nazionale sposare in pieno sta cosa qua. Bene, infatti, abbiamo una telefonata. Anche adesso nei dibattiti politici di Salvini, ma parla mai di autonomia delle regioni del nord, ma parla mai, fatemi vedere per video un'intervista sua recente o di questi mesi qua dove parla dell'autonomia. Sì, ma il problema non è in voi rappresentanti locali. Certo. Io ho vissuto il governo Bossi-Berlusconi, dove nell'accordo principe tra Bossi e Berlusconi c'era il discorso di fare il federalismo fiscale. Io ho visto come ci si muove giù a Roma, perché a Roma non ci si muove in questi casi qua come destra, come sinistra, come centro, ma ci si muove in termini territoriali, cioè ci sono delle regioni d'Italia, parlo di quelle del sud, che sanno fare lobby, cosa che noi non riusciamo a fare come rappresentanti del nord. E ricordo a tutti che il federalismo fiscale doveva attivarsi nel gennaio del 2012 e Fini, a quei tempi nazionalista di Alleanza Nazionale, uscì dal governo e fece cadere il governo, era novembre 2011, non dico altro. Una cosa solo, visto che hai parlato del 31 di gennaio che appunto c'è la Brexit, noi siamo a fianco degli amici scozzesi e degli irlandesi del nord che invece vogliono restare in Europa. Benissimo, salutiamo i nostri ospiti. Onorevole Corrado Callegari, coordinatore Veneto Grande Nord. Grazie e buonanotte a tutti.